Procura di Paola accende i riflettori sulle comunali di Longobardi del 2019, notificate 7 misure cautelari, l'accusa di corruzione, estorsione e abuso d'ufficio. La direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha disposto l'amministrazione giudiziaria per 6 mesi della Caronte e Tourist. 7 medici in servizio nel pronto soccorso di Cosenza denunciano l'impossibilità di garantire il servizio. Lettera denuncia indirizzata al procuratore, prefetto, sindaco e vertici aziendali. Un'imponente frana ha compromesso la funzione dell'acquedotto Abate Marco, disagi nell'erogazione dell'acqua. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli. Iniziamo con la cronaca perché la Procura di Paola ha acceso i riflettori sulle comunali di Longobardi del 2019, notificate 7 misure cautelari, l'accusa è di corruzione, estorsione e abuso d'ufficio. Se ti candidi hai finito di lavorare, queste le pressioni ricevute da un'aspirante candidata alle comunali di Longobardi del 2019 ricostruite dalla sezione di PG della Polizia di Stato presso la Procura di Paola nell'ambito dell'inchiesta che oggi ha portato alla notifica di 7 misure cautelari emesse dal GIP. 2 persone sono finite in carcere, altre 2 sono state poste ai domiciliari. Un funzionario del comune è stato interdetto dalle sue funzioni e per le altre 2 sono stati disposti obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra i soggetti coinvolti nell'inchiesta anche 3 donne, tra cui un ex consigliere comunale e una consigliere in carica del comune di Longobardi. Secondo le accuse, gli indagati avrebbero messo in atto un tentativo di estorsione ai danni di un'aspirante candidata al consiglio comunale, imponendole di rinunciare a presentarsi in una lista avversaria. Se presenti la tua candidatura nella lista avversaria a quella che sosteniamo noi, praticamente non ti verrà rinnovato il contratto, non lavorerai più. Questa è la sintesi, ovviamente sintetizzo. Ritengo che sia una forma di pressione piuttosto grave se si considera il contesto sociale, economico in cui diciamo, i lavoratori operano. Nel corso delle indagini poi sono emersi anche episodi di corruzione aventi ad oggetto la promessa di voti in cambio di favori e intercessioni presso gli uffici del comune. A differenza della retribuzione che avviene attraverso il pagamento di una somma di denaro, che lega quindi l'elettore al candidato o comunque al pubblico ufficiale limitatamente a quella singola prestazione, quando l'utilità è costituita dal voto si realizza comunque una situazione di asservimento del candidato che poi verrà eletto rispetto all'elettore o rispetto ad un gruppo di elettori che ne condizionerà l'operato per tutto il mandato, diciamo così, politico-amministrativo. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di un candidato alle comunali, un'indagine che potrebbe avere ulteriori sviluppi. L'indagine, diciamo, almeno sotto questo versante, sotto questo punto di vista, è cristallizzata. Ovviamente noi abbiamo fatto delle perquisizioni, dei sequestri, quindi ovviamente dobbiamo esaminare i supporti che abbiamo sequestrato, i documenti, gli atti, quindi. Adesso un'altra inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria che ha disposto l'amministrazione giudiziaria per 6 mesi della Caronte e Tourist. Il valore patrimoniale è impressionante, 500 milioni di euro, ed è riconducibile ad una società di grandissime dimensioni che è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria in quanto accusata di avere agevolato esponenti dell''ndrangheta. La società, la notizia è clamorosa, è la Caronte Tourist che si occupa del traghettamento tra la sponda di Villa San Giovanni e quella di Messina per l'attraversamento dello stretto. La sede legale della società è proprio nella città peloritana. Al provvedimento di amministrazione giudiziaria si è arrivati dopo un'inchiesta in corso da tempo coordinata dalla Procura di Reggio Calabria. Il lavoro sul campo è stato condotto dagli uomini della direzione investigativa di Reggio Calabria, al termine del quale i magistrati reggini hanno chiesto alla sezione misure e prevenzione del Tribunale di Reggio il provvedimento di amministrazione giudiziaria. I particolari dell'operazione sono stati illustrati nel corso di una videoconferenza a cui hanno preso parte il
procuratore capo Bombardieri e i PM che hanno curato l'importante e imponente fascicolo dell'indagine, oltre ai vertici della direzione investigativa antimafia. All'inchiesta, che già nei mesi scorsi aveva visto clamorose novità e che era stata denominata Scilla e Cariddi, si dà una importanza assoluta. I particolari di questa vicenda in effetti sono tanti. Ne emerge uno in queste ore. A Massimo Buda, dipendente della Caronte Tourist, figlio di Santo Buda, appartenente all'omonima famiglia di Villa San Giovanni, alleata al clan Imerti Condello, sono stati sequestrati beni per 800.000 euro. Insomma, secondo la valutazione degli inquirenti, Caronte Tourist, attraverso una serie di condotte, avrebbe favorito o per interesse o anche per costretta accettazione uomini di mafia di prima fila, imprenditoriale ma anche molto pericolosa. Restiamo a Reggio Calabria perché c'è un nuovo pentito, si tratta dell'ex assessore comunale Sebi Vecchio. La notizia circolava da settimane, ma proprio in questi giorni è stata anticipata a margine del processo denominato Gota, dove i sostituti procuratori della DDA Stefano Musolino e il Walter Ignazitto hanno anticipato il deposito di alcuni verbali del nuovo pentito. E assistente capo della Polizia di Stato Sebi Vecchio è stato arrestato lo scorso ottobre con l'accusa di associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione Pedigree 2 contro la cosca Serraino. Vecchio infatti era ritenuto dalla DDA il politico di riferimento della consorteria mafiosa. In sostanza, dalle indagini coordinate dal procuratore Giovanni Bombardieri era emerso che il clan Serraino gli assicurava consistenti pacchi di voti in occasione delle elezioni e lui sfruttava il ruolo di consigliere e assessore comunale per garantire favori ai membri della cosca di appartenenza e agli esponenti di altre articolazioni dell''ndrangheta reggina. Al momento c'è il massimo riservo sulle sue dichiarazioni ai magistrati, però nei prossimi giorni verranno resi noti i verbali di alcuni interrogatori di Sebi Vecchio, che è stato anche presidente del Consiglio Comunale e assessore all'istruzione. Adesso parliamo di inquinamento ambientale. Realizzazione di discarica abusiva in concorso sono i reati ipotizzati questa volta dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia in ordine agli ingenti sversamenti illeciti di rifiuti nell'area della dismessa Compagnia Generale Resine Sud di Porto Salvo di Vibo. Intanto sono stati emessi 2 avvisi di garanzia. Sono stati definiti allarmanti i livelli di inquinamento rilevati nell'area della dismessa Compagnia Generale Resina Sud di Porto Salvo di Vibo. 2 avvisi di garanzia sono stati notificati dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore di Vibo Camillo Falvo, avviata nel maggio dello scorso anno. Destinatari dell'avviso di garanzia sono un avvocato e un imprenditore nel settore della raccolta dei rifiuti ferrosi di Catanzaro. Sequestrata nel corso dell'attività investigativa un'area di oltre 100.000 metri quadri. Dalle verifiche condotte da una squadra specializzata dei Vigili del Fuoco sono stati rilevati anche sospetti valori di radioattività. L'indagine ha fatto luce sul notevole degrado all'interno dell'area dove aveva sede la dismessa società a suo tempo impegnata nella produzione, lavorazione e applicazione di resine sintetiche e nella costruzione di impianti di industria chimica. All'interno del sito è stato scoperto un ingente quantitativo di rifiuti speciali anche pericolosi come pneumatici fuori uso, Ethernet, materiale ferroso e anche un cospicuo numero di ecoballe stoccate all'interno dei capannoni. Parliamo adesso invece del processo Rinascita Scott in fase di svolgimento nell'aula bunker di Lamezia Terme perché sono stati sospesi i termini di custodia cautelare. Sentiamo. Ha accolto la richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro di sospendere i termini di durata massima della custodia cautelare per gli imputati che si trovano in stato di detenzione il Tribunale di Vibo, presieduto da Brigida Cavasino, davanti al quale nell'aula bunker di Lamezia si sta celebrando il processo denominato Rinascita Scott con oltre 300 imputati. La sospensione è prevista dall'articolo 304 del Codice di procedura penale quando ci si trova di fronte a dibattimenti particolarmente complessi, come è stato riconosciuto il maxi processo Rinascita Scott, viste le numerose udienze da svolgere e l'elevato numero di testi da sentire.
Intanto oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere il collaboratore di giustizia Salvatore Schiavone di Vibo, chiamato come test dell'accusa nell'inchiesta della direzione distrettuale di Catanzaro che il 19 giugno 2020 aveva portato all'arresto di 11 persone per il traffico di droga dal Brasile all'Albania, traffico legato, secondo gli inquirenti, alla figura del boss di Zungri, Peppone a Corinti. Il 3 ottobre del 2019 Schiavone aveva parlato degli uomini della locale di Zungri in Toscana, i fratelli Valerio e Giuseppe Navarra, e proprio dalle carte di Rinascita Scott, la maxi inchiesta della DDA contro le cosche vibonesi, è spuntato il nome di Navarra quale intraneo alla cosca a Corinti. Argomenti che il collaboratore di giustizia oggi non ha inteso approfondire, scegliendo di rimanere in silenzio alle domande della pubblica accusa e del tribunale. Cambiamo ancora argomento, parliamo di sanità perché 7 medici per migliaia di accessi al pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Il personale è sottodimensionato nel reparto di accesso d'emergenza dell'ospedale. Una lettera di denuncia dei camici bianchi in servizio che lamentano una situazione davvero insostenibile e pericolosa per i pazienti. L'appello è rivolto a prefettura, procura e amministrazione comunale. Dovrebbero essere 24 i medici in organico al pronto soccorso di Cosenza, migliaia di accessi prima e durante il Covid, gestiti invece da 7 medici chirurghi che fronteggiano ogni emergenza. La lettera denuncia inviata all'azienda ospedaliera, procura, prefettura e amministrazione comunale è sottoscritta dai medici in servizio nell'unità operativa di medicina e chirurgia d'accettazione ed emergenza. Lo stato di assoluta precarietà che caratterizza il pronto soccorso, lamentato nella missiva, richiede un intervento urgente. La sproporzione tra medici e accessi non accenna a diminuire e costringe i medici a dilatare i turni e a rinunciare ai riposi. I medici affermano di non essere in grado di garantire livelli minimi ed elementari di assistenza sanitaria. A rischio, dunque, oltre all'equilibrio psicofisico degli operatori sanitari, sarebbe anche l'incolumità dei pazienti se dovesse perdurare questo stato di cose. La carenza di personale, anche infermieristico, era stata evidenziata durante una protesta inscenata nel mese di novembre dell'anno scorso, proprio davanti alla sede dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Evidentemente da allora non è stata ristabilita una giusta proporzione. Ecco il motivo di questa nuova denuncia che chiama in causa l'amministrazione comunale per le competenze territoriali, la prefettura come garante dell'ordine pubblico e per i poteri in materia di protezione civile e vigilanza in periodo Covid e la procura per gli aspetti legati alle implicazioni che la situazione di pericolo in cui si lavora potrebbe causare. I medici firmatari garantiscono il proprio impegno, ma chiedono tutela e una risposta effettiva per poter assicurare la continuità e la piena efficacia del servizio. La Calabria è ancora penultima sul fronte dei vaccini per quanto concerne gli ultra ottantenni, ancora nessuna novità nella nostra regione dove si stanno definendo anche le linee guida. Intanto a Vibo il sindaco ha chiuso 2 scuole dopo alcuni casi di positività. Calabria penultima secondo i dati aggiornati oggi dal Ministero della Salute con il 72,8% dei vaccini somministrati. In totale si tratta di 47.187 dosi inoculate e di 64.780 consegnate. Nel report il dettaglio dei dati rivela che nella fascia d'età 20-29 sono stati somministrati 2.706 vaccini, 7.093 nel range tra i 30 e 39, 8.890 per i 40-49 anni, 12.635 tra 50 e 59, 12.871 nella fascia d'età 60-69, 1.632 70-79, infine 838 tra gli ultra ottantenni, 504 tra gli ultra novantenni e infine 18 tra i 16 e i 19 anni. Da precisare che si tratta di ultra ottantenni già presenti nelle RSA. In Calabria, infatti, per quanto riguarda le vaccinazioni agli anziani, non è ancora partita la macchina organizzativa. Sarà necessario attendere la prossima settimana per capire se e come si partirà. In sostanza, si stanno definendo le linee guida da seguire per poi passare alla fase operativa. Sul fronte contagi, oggi a Vibo il sindaco Maria Limar
riguardo ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza per 2 plessi, il Don Bosco e Garibaldi, a far scattare i provvedimenti i casi di positività registrati nei 2 istituti che resteranno chiusi fino al 6 febbraio. Una situazione che dal Palazzo di Città si sta seguendo, si fa sapere con attenzione. E tornano a salire i positivi in Calabria, oggi se ne registrano 318, 7 invece sono le vittime. Torna a salire il numero di contagi nelle ultime 24 ore in Calabria, sono 318 i nuovi positivi a fronte di 3.310 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono 33.426, quelle negative 464.384. Preoccupa il numero di contagi nel Reggino e Cosentino. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 115, 32 a Catanzaro, 6 a Crotone, 25 a Vibo Valentia e 140 a Reggio Calabria. Calano seppur di poco sia alla luce dei decessi che del numero di guariti ricoverati. Se ne registrano 253 in reparto, mentre 23 in terapia intensiva. Cresce il numero di vittime oggi, se ne registrano 7, 3 nel Cosentino, 1 nel Catanzarese, 2 nel Vibonese e 1 nel Reggino, che portano il totale dei decessi a 606. Una frana ha provocato diversi danni sulla condotta dell'Abate Marco nel Cosentino, disagi in 25 comuni, tecnici al lavoro per riparare le condutture. La montagna ferita è il fiume di fango che scende a valle trascinando tutto ciò che trova sul percorso. Le piogge insistenti delle ultime ore hanno danneggiato l'Abate Marco, l'acquedotto da cui dipendono per l'erogazione idrica, bene primario quale l'acqua, ben 25 comuni della provincia di Cosenza. I tecnici della Sorical sono al lavoro da stanotte a Rotagreca, dove è stato necessario intervenire in 2 punti della condotta per la riparazione. Più grave la situazione a San Donato di Ninea, dove oltre al fango a danneggiare le tubature ci sono anche i detriti. Frane infine sul Monte Mula, esattamente dove vengono raccolte le acque e la vasca di carico da cui hanno origine le condotte adduttrici che giungono fino a Cosenza. Squadre specializzate della Sorical al lavoro per monitorare la delicata situazione. Attivata anche la protezione civile al fine di intervenire sui distacchi evidenti della montagna, il dissesto di una terra fragilissima. E ora ci spostiamo a Schiavonea per uno sgombero di una palazzina occupata abusivamente da circa una ventina di immigrati. Questa che vedete è una palazzina occupata abusivamente da una ventina di migranti dediti ai lavori stagionali nei campi, che è stata sgomberata questa mattina a Schiavonea, frazione di Corigliano Rossano. Sul posto erano presenti le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Al momento dell'azione di sgombero all'interno della palazzina c'erano solo 5 immigrati, un intervento attuato in esecuzione di un'ordinanza firmata dal sindaco Flavio Stasi, che ha incaricato l'ufficio manutenzione per la messa in sicurezza dell'immobile e i servizi sociali per trovare un nuovo alloggio a quanti sono stati mandati via dall'abitazione abusiva. Le forze dell'ordine hanno proceduto all'identificazione degli immigrati, che sono anche stati sottoposti a tampone faringeo per il Covid-19. L'azione di questa mattina, ha detto ancora il sindaco Stasi, è mirata ad evitare che si creino condizioni di ghettizzazione che spesso portano all'illegalità. Queste persone sono state sfruttate nei campi e vivono in condizioni igienico-sanitarie scarse che in questo periodo di pandemia causano problemi ancora più gravi. E domenica si vota a Cosenza per il rinnovo delle elezioni provinciali, si vota dalle 8 alle 20 e sono 8 i seggi. Dopo le elezioni dell'area metropolitana di Reggio Calabria, domenica 7 febbraio si tornerà alle urne per il rinnovo della carica di presidente della provincia di Cosenza.
le cosiddette elezioni di secondo livello, e a votare saranno sindaci e consiglieri comunali dei 150 comuni della provincia Abruzia, il cui numero complessivo è di 1.803 persone. Si svolgeranno dalle 8 alle 20 e per garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale in applicazione delle misure di prevenzione da SARS-CoV-2 contenute nel protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto fra il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute, sono stati previsti un numero complessivo di 8 seggi allocati nella sede della provincia di Cosenza in piazza 15 Marzo e nella sede distaccata di Corso Telesio. C'è un solo candidato, quindi l'esito è più che scontato, ed è il presidente uscente Franco Iacucci, che ha raccolto 708 firme fra gli amministratori locali di tutto il territorio alla scadenza della presentazione delle candidature avvenuta il 18 gennaio scorso. Adesso ci spostiamo a Catanzaro per un confronto fra Confcommercio, Fondazione Astrea e Vitambiente per disegnare il futuro post-Covid. Sono necessari aiuti economici, è stato sottolineato, ma anche ripartire dalla formazione di giovani e dall'ambiente. Quale sarà il futuro dopo il Covid-19? La pandemia si sa ha bloccato tutto, molte le famiglie in difficoltà, le imprese in ginocchio. A Catanzaro il confronto tra Fondazione Astrea, Confcommercio e Vitambiente. Il passaggio alla zona gialla per molte attività significa ripartire, ma non basta. I ristori sono stati tardivi e assolutamente insufficienti, poco più che delle mance. Avremmo bisogno per le nostre aziende probabilmente di indennizi importanti che mettano nelle condizioni da un lato all'azienda di poter rimanere sul mercato, al tempo stesso di mantenere l'indotto che viene creato poi dal sistema occupazionale. Abbiamo chiesto che ci sia un cambio di marcia anche a livello fiscale. Noi pensiamo che ci deve essere un anno bianco fiscale per le imprese. La costruzione del futuro post-Covid, secondo i promotori dell'iniziativa, passa dunque dal sostegno economico alle aziende, ma non solo. Cerchiamo di guardare a questo nuovo anno, dopo il tragico 2020 che si è appena concluso, attraverso un impegno, una grande determinazione a curare appunto la formazione culturale dei nostri giovani e soprattutto a trasferire loro, al di là di semplici nozioni tecnico-professionali, anche la cultura dell'impegno, della determinazione, della costanza a raggiungere degli obiettivi. Evidenziato poi anche l'aspetto ambientale. Il rispetto dell'ambiente, il rispetto degli animali, cioè il rispetto di ciò che ci circonda, possa essere un volano importante per una ripresa e una crescita economica. Adesso vediamo invece come hanno chiuso le borse. Seduta positiva per le borse europee, con Piazza Affari in vetta. In scia alla decisione di Mario Draghi di accettare con riserva l'incarico di formare il nuovo governo in seguito al colloquio con Mattarella in Quirinale. Dall'agenda macroeconomica sono poi giunti i dati ADP sull'occupazione del settore privato USA, che hanno evidenziato la creazione di 174.000 nuovi posti di lavoro a gennaio, superiori ai 70.000 del consensus, dopo la perdita di 78.000 impieghi nel mese precedente. Bene anche gli indici PMI e SM Servizi, in attesa del job report di venerdì. Nell'Eurozona gli indici PMI di gennaio hanno evidenziato un difficile inizio di 2021, con il terziario a 45,4 punti, al quinto calo mensile dell'attività e ad un tasso più sostenuto di dicembre. Chiusura invece in ordine sparso per i listini europei, con il FTSE MIB in progresso del 2,1%, l'Ibex 35 di Madrid a più 0,8%, il DAX di Francoforte a più 0,7%, più deboli il CAC 40 di Parigi che chiude flat e il FTSE 100 di Londra a meno 0,1%, mentre a Wall Street viaggiano poco mossi il Dow Jones a meno 0,1%, l'S&P 500 e il Nasdaq a più 0,2%, con il listino tecnologico sostenuto dai conti di Alphabet che guadagna il 7,7%, poco mossa Amazon nonostante i risultati positivi dopo che Jeff Bezos ha lasciato a sorpresa la carica di AD per diventare presidente esecutivo.
Sul Forex l'euro-dollaro arretra a 1,202 mentre il dollaro-yen staziona a 105. Tra le materie prime accelerano le quotazioni del greggio con il Brent a più 1,6% a $58,8 e il VTI a più 2,5% a $56,1. Sull'obbligazionario il BTP Bund si contrae di 9 punti base a 105 con il rendimento del decennale italiano allo 0,58%. Pioggia di acquisti sui titoli del FTSE MIB, tra cui si distinguono Poste Italiana a più 7,1 e Atlantia a più 6,1%, spinta anche dalla possibilità di una risoluzione del dossier Aspi con Draghi e della richiesta del fondo TCI, azionista al 10%, di una valutazione più adeguata per la controllata Autostrade. Ben intonati in generale servizi finanziari e banche, con Bipera a più 5,6% nel giorno dei risultati, bene anche CNH a più 2,6% dopo i conti, in controtendenza Ferrari a meno 3,65% dopo i risultati non del tutto soddisfacenti di ieri, in calo anche Diasorin a meno 1,6%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. La rimonta dell'anticiclone africano verso l'Italia garantirà tempo stabile con temperature oltre le medie del periodo per gran parte del territorio regionale sino a domenica. Domani cielo ancora sereno, al più solcato dal passaggio di nubi alte stratiformi del tutto innocue. Dal pomeriggio sera possibile formazione di foschie sui litorali ionici del Cosentino, Piana di Sibari e Alta Valle del Crati, nonché sui litorali del Crotonese. Temperature in ulteriore aumento su valori oltre le medie del periodo. Domani venti quasi ovunque deboli, dai quadranti orientali sul Tirreno, da quelli meridionali sullo Ionio. Il Mar Tirreno vedrà diminuire il suo moto ondoso passando da mosso a poco mosso, mentre lo Ionio si presenterà poco mosso con eccezione del basso Ionio che invece sarà mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.